Massimo Pestrin, il cinquantenne che lo scorso 3 maggio ha ucciso con 11 colpi il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento, è arrivato in tribunale scortato dalla polizia penitenziaria. L'uomo è accusato di duplice omicidio aggravato ed oggi, in udienza di fronte al giudice Piera De Stefani, il suo avvocato ha chiesto che venga tolta l'aggravante della stabile convivenza perché si applica, spiega il legale, solo alla base di una relazione affettivo-sentimentale. Questo consentirebbe di poter accedere al rito abbreviato e quindi ad uno sconto della pena. La decisione che dovrà prendere il giudice è quella relativa alla esclusione dell'aggravante della stabile convivenza tra il Pestrin e le due persone uccise, cioè il fratello e la cognata, perché questa aggravante impedirebbe l'accesso al rito abbreviato che noi abbiamo chiesto e quindi prevedendo la pena dell'ergastolo. Non solo, Pestrin è stato sottoposto ad una prima perizia psichiatrica, secondo la quale, al momento di far fuoco, Massimo era capace di intendere e volere. In realtà la perizia non vi è stata una consulenza da parte del pubblico ministero fatta non nel contraddittorio delle parti. Nostra opinione è che la consulenza sia un po' troppo superficiale e quindi qualora il giudice dovesse escludere l'aggravante e ammettere l'abbreviato, ho chiesto come condizione di accesso all'abbreviato una perizia psichiatrica. Massimo Pestrin, che viveva da qualche tempo nella casa del fratello, quel giorno era sceso in cucina mentre marito e moglie stavano mangiando ed aveva fatto fuoco scaricando 17 colpi. 11 avevano raggiunto le due vittime. Lui stesso poi aveva chiamato i carabinieri confessando quanto aveva fatto. Sguardo fisso, Pestrin ha detto poche parole al suo avvocato. È in attesa, come siamo in attesa noi, della decisione del giudice, che è una decisione importante questa preliminare, perché escludere la pena dell'ergastolo e ottenere la riduzione di un terzo di pena con l'abbreviato, chiaramente dal punto di vista della difesa e quindi anche dell'imputato, è un elemento importante che chiaramente genera un po' di impazienza e dovremo aspettare il 23 di gennaio. Del processo fanno anche parte la madre e le due sorelle di Rosanna Trento, costituitosi come parte civile e difese dall'avvocato Luca Dorella.